Buonasera a tutti ragazzi. In queste ore, diciamo a partire da ieri, tra sabato e domenica oggi, è caduta la neve sulle Alpi occidentali, ragazzi, e quindi a quote anche relativamente basse, circa 1500 metri in Piemonte, con diciamo fino sconfinamento più o meno, ragazzi, a 1300 metri, come a Bardonecchia. Bardonecchia ci sono stato, quindi la conosco benissimo. Quindi poi ci sono state nevicate anche in Val d'Aosta. Ciao Mastello, quindi Val d'Aosta verso le zone del Monte Bianco. E anche qui ragazzi ci sono stato perché stavo a Rivoli e quindi da Rivoli ad arrivare a Val d'Aosta è molto vicino. Andavo col camion, quindi e lì sono caduti 30 centimetri di neve fresca. Quindi Bardonecchia, ragazzi, ripeto, è in Piemonte, quindi anche lì a 1300 metri ha fatto la neve e Mastello ve lo potrà dire perché lui abita da quelle parti, quindi credo che lo sappia già. Quindi oggi è caduta sui rilievi lombardi e sul Triveneto, quindi si attesta più o meno sui 1800 metri. Sì, sì, grazie Mastello. Con l'inizio della settimana, ragazzi, ancora peggiorerà la situazione, nel senso che tra martedì e mercoledì colpirà il centro-nord e farà scendere la neve sopra i 1500 metri, quindi sulle Alpi della Lombardia, ma anche a quote più basse. Poi, ragazzi, ancora peggiorerà la situazione ancora di più perché venerdì 8 novembre arriva direttamente dalla Scandinavia aria decisamente fredda. Quindi con queste condizioni giustamente le Alpi della Lombardia e del Triveneto saranno più o meno, la neve potrà cadere, diciamo, cadere anche intorno ai 1000 metri, quindi molto molto al di sotto diciamo di quello che ci aspettiamo. Quindi ragazzi, questa settimana forse sarà l'insegna, diciamo, della neve. Ciao Marinella. Quindi diciamo che a parte Bardonecchia, a parte diciamo Val d'Aosta sul Monte Bianco dove ci sono state tutte e due le parti, Bardonecchia è una bella città, ci sono stato, e pure Val d'Aosta dove sono il Monte Bianco ho fatto una fiera. Ciao Gabriele. Quindi conosco tutte e due le città, quindi in effetti Bardonecchia, Rivoli, Carmagnola, ma tutti questi luoghi, Cuneo, li ho girati, so a memoria il Piemonte come Salerno, quindi ciao Gio, ciao, quindi diciamo che io avevo, diciamo, no avevo, cioè abbiamo la sede a Rosta, Rosta è vicino dopo Rivoli, quindi diciamo che stavamo sempre nella zona, quindi arriva, facevamo Rivoli, poi facevamo Rosta, poi i laghi di Avigliana ci sono ragazzi, poi ci sta Bardonecchia, ma Torino è bella alla fine, quindi chi non c'è andato ragazzi sicuramente dall'8 allora oggi quando è 3 allora ragazzi dall'8 mi pare al 18 ci sta la fiera del cioccolato a Torino, quindi se volete andateci perché ci sta cioccolata di tutti i tipi, quindi come ho detto sempre se andate vicino allo stand dove c'è Protal, quelli sono tutti amici miei che vendono il cioccolato, quindi ci sarà cioccolato artigianale da tutta Italia, quindi sono tutti amici miei, quelli lì che vedete lì al cioccolato. Anche perché questa manifestazione la fa il mio capo, diciamo, quindi tutta, diciamo, l'altra volta l'ha fatto a Piazza Castello, stavolta la farà in un'altra zona. Sì, sì, Mastello, ci sta cioccolato, ti giuro, sono andato l'anno scorso di tutti i tipi, ma da paura. Fontane di cioccolato che scendono, bianco, cioccolato con le mandorle, ma ci sta davvero di tutto. Poi i cioccolatini cunesi, sai, quelli là cunesi, vabbè, che te lo dico a fare, tu sei di là, quindi sei di Torino, cioccolatini cunesi proprio a go-go, come dicevo io. Quindi diciamo tutte queste cose, diciamo, poi Torino è molto famoso per i cioccolatini, quindi io quando stavo alla stazione Porta Nuovo, Porta Susa, quando scendevo a Salerno, mi fermavo in quel negozio, quello che sta bello prima sui binari, che sta quello che vende le magliette della Juve.
E poi ci sta questo dei cioccolatini, sotto questo è porta, no, porta su, è porta nuova. E quindi, no, no, quello di Torino parlo, Gabriele. Faranno la fiera fra pochi giorni, giorno 8. Quindi, ciao avvocate. Ci sarà davvero, ragazzi, ma cioccolata proprio a volontà. Cioccolato Torino 2019, lo sto trovando, eccolo qua perché c'è il telefono in mano, ragazzi. Sì, sì. Allora, sì, sì, là io lo prendevo sempre. Eccolo qua, fammi vedere. Festa del cioccolato di Torino, dolcezze e golosità del centro capoluogo piemontese, io della strada dov'è? Maestri cioccolatieri piemontesi. Oltre si prevedono l'anno scorso, ragazzi, ci sono stati 400.000 persone al cioccolato, pensate un po', eh. Quindi ci saranno maestri cioccolatieri coinvolti in degustazioni, atelier per bambini, dibattiti. Quindi ci sarà davvero. Ah, eccolo qua. Ci sarà a Piazza San Carlo e a Via Roma, ragazzi, per chi vorrebbe andare. Quindi a Torino saranno Piazza San Carlo e Via Roma. Queste sono le due strade principali dove saranno questi stand. Quindi ci sarà questa degustazione, ma ci sarà pure. Sì, sì, te lo dico io già, avvocato, io lo so già quanto è il prezzo, quindi vuoi sapere più o meno 5 euro letto, 50 euro al chilo, sì, hai capito bene, avvocato. Lo so perché lo vendo. Sì, sì, li ho mangiati, ma ste. Lo so, avvocati, i prezzi devono pagare il suolo, è un casino, capisci? Poi Torino è cara, diciamo, quindi tu stai anche nella strada, diciamo, non dico principale, perché non è principale questa qua, però calcola che lì, questi arrivano da tutta Italia, pensa, arriva il cioccolato, quello della Sicilia, con i pistacchi, arriva quello della Sardegna, cioè arrivano gente da tutte le parti e quindi diciamo che pure le spese devono uscire, quindi però è tutta roba di qualità, ragazzi, non trattano, diciamo, roba così così. Quindi ci sta, diciamo, poi ci stanno tutte le marche più buone, diciamo, tipo quelle dei Baci, che ne so, ci sta tutta la Kinder, ci sta tutta roba di qualità, ragazzi. Quindi per i bambini ci sta quella della Kinder. Quindi diciamo che sono maestri cioccolatai, come li chiamano, che fanno la degustazione, ti fanno assaggiare, non è che devi comprare per forza. Quindi fai come faceva un mio amico di Torino, che sa che faceva questo, questo è un amico di Torino, dice, Poi non ti preoccupare, io vado in fiera, faccio un assaggio qui, un assaggio qui, un assaggio qui, un assaggio qui. E ti posso garantire che ti fai la pancia piena piena, anche perché gli stand sono tantissimi, quindi non pensare che sia solo uno, quindi. E ti dico una cosa, pur essendo il prezzo molto alto, come dici tu, avvocato, vendono di brutto. Io ti posso garantire, ci sono stato, vendono di brutto. C'è proprio la fila proprio davanti agli stand per comprarla, quindi nonostante il prezzo sia, come dici tu, un po' troppo, ma ti posso garantire. Poi ti farò vedere le foto, me le faccio inviare dal mio amico che deve andare lui, ci va. Sì, queste settimane dicono che. Sì, Gabriele, ma a finale i prezzi più o meno oscillano sempre dai 3 ai 5 euro. Questo è a letto, quindi non pensiamo che lo regalino, eh. No, qui in effetti. Allora, sarà. Dall'8 al 17 novembre a Torino, ragazzi, cioccolato. Per la pasticceria siciliana. Allora, avvocato, io ti dico una cosa, no? Io sono molto amico di amici che vengono dalla Sicilia, da Palermo, da Messina. Ho fatto le fiere, ciao Domenico. Ti posso assicurare che i cannoli freschi fatti al momento davanti a te, avvocato, devi parlare di 2,50 euro l'uno. Le famose cassatine, quelle lei siciliane con diciamo, la glassa verde sopra, diciamo, devi parlare, mi pare, sui 2 euro.
Poi ci sta il banco napoletano con, diciamo, con sfogliatelle, tutte quelle robe nostre di qua, che anche è un po', diciamo, sì, la pasta di mandorle non la puoi proprio comprare, te lo dico io proprio perché quando io andavo lì, siccome conosco il proprietario, che poi il proprietario, sì, sì, anche mia zia sta a Caltanissetta, Domenico, abita lì, abita. E ti posso assicurare, come stavo dicendo, che ho amici che vengono da Messina, fanno Palermo, Napoli, poi scendono a Napoli e poi fanno la fiera per l'Italia intera, diciamo. Ti posso assicurare che la pasta di mandorla va cara, poi qualche volta ti faccio mandare la foto, ti faccio vedere. È tutta roba buona, ragazzi, però giustamente il viaggio vai, devono dormire in albergo. È anche normale che se te lo vai a mangiare a Palermo costa la metà, è chiaro, ragazzi, però facciamo come quelli, andiamo a Palermo un attimo, andiamo a Piano Nuovo, voglio dire io, quello te lo portano fino a qua, quindi giustamente è pure normale che il prezzo sia quello, quindi questi partono dalla Sicilia e arrivano a Milano, a Torino, mo ci saranno. Ma dipende che pecorino è, avvocato, è pecorino romano, pecorino siciliano, più o meno. Ciao Letizia. Dipende, perché poi ce ne stanno un sacco di sardo. Pecorino sardo 25 euro, sì. Sei andata già abbastanza bene, perché ci sta chi i sardi lo vendono pure di più. No, no, ma adesso hai smesso, mo. Diciamo che piove, smette, una giornata proprio strana. Sì, sì, io ho visto il pecorino sardo pure a 39 al chilo, perciò non mi fa, diciamo, non mi sono meravigliato di 25, l'ho visto pure a 39, quindi non mi meraviglio, eh. Anche se la verità è il pecorino sardo è buono, ma pure ad esempio il pecorino siciliano noi lo vendiamo a 25 euro al chilo, quello col pepe, con i chicchi di pepe, quelli là neri grossi, e quello è buonissimo ragazzi. Quando stavo ditta a banco noi assaggiavamo sempre, quindi assaggiavo io e il cliente. No, veramente, qua stavamo parlando poco fa, in effetti, di questa ondata di aria artica direttamente dalla Finlandia addirittura, quindi mo dice che la neve arriverà a basse quote, non lo so, quindi perlomeno. Vabbè, Gabriele, sì, lo so, in Sardegna, però stiamo parlando sempre di andare lì, capisci? Pure qua se la mozzarella, ti faccio l'esempio, la mozzarella di bufala, bufala 100%, la puoi trovare a 12 euro al chilo qua. Quindi penso che se arriverebbe al nord, ma senza esagerazione, a 16-18 minimo. Poi qua parlo, poi se vuoi portare la mozzarella di bufala così così, allora la puoi pagare pure 9 euro al chilo, sopra la vendi a 15 a 16, però non è qualità buona, capì? Non è proprio 100% bufala, è metà e metà. Quindi poi dipende sempre, ad esempio qua ci sta un caseificio qui. Sì, sì, la mozzarella di Caserta pure è buona, quella che grande questa grazia, sì. Quella là, diciamo, di Caserta è ottima. Ci sta un caseificio qua, si chiama Vannulli. Vannullo, voglio dire. Questo caseificio qua c'ha le, diciamo, le bufale. E ti posso assicurare che fa tanti chili al giorno e poi smette, in senso che quella è la sua produzione e basta. Quindi lo vende a 12 euro al chilo. Ti posso assicurare che è uno dei tanti famosi di qua, diciamo, arriva gente da tutte parti, quindi diciamo da Battipaglia, diciamo da qui dista un po', in effetti la zona già di Battipaglia, di Pestum, è tutta a livello di Caserta, tutto di mozzarella, quindi più o meno si gira sui 10, 12, 13 euro al chilo. Questo è quello di bufala, diciamo. Quindi a Caserta va a 10, se vai da Manulla a Pestum va a 13, 12, ma i prezzi sono questi più o meno. Voglio dire io, se tu lo compri qua a 13 euro, sì, Domenico, sì, però capisci il problema di questi amici miei che partono da tutte, pure questo amico mio, questo è sardo,
arriva da Sassari, questo deve fare tutta la nave, poi deve diciamo, atterrare, no, approdare con la nave a Roma, poi da Roma parte per tutte le direzioni che poi deve fare. In effetti l'ultima volta ha fatto Salerno, ha fatto Sassari, ha fatto Napoli e poi il porto di Napoli e poi è arrivato a Salerno. E aveva prodotti tutti della zona, quindi tipici proprio, aveva addirittura all'epoca il casu marzu, che è il famoso formaggio con i vermi, che non è vietato venderlo addirittura quello, quindi pensate un po', è vietatissimo perché quello è un formaggio che va un po', sa, marcio, quindi la gente forse ha dato un po' oltre, quindi qualcuno si è sentito male e hanno vietato, diciamo, la vendita di questo formaggio. Quindi diciamo che se lo trovi attualmente di contrabbando, io ti parlo adesso, gira sugli 80-100 euro al chilo se lo trovi, però. Quindi se sotto banco te lo vendono, no, morire proprio no, avvocato, tipo un mal di pancia buono ti viene. Cioè devi essere capito, lo devi fermare al punto giusto, invece la gente andava oltre, capisci? Quindi che ne so, se il limite è 3 mesi, tu non lo puoi tenere 4 mesi, capi? Perché poi quello più sta, più si decompone, quindi quello è il problema. Quello è un formaggio che sta andando quasi a male, quindi quello è il problema. Solo che la gente a volte si spinge un po' troppo. E qualcuno si è sentito male, ma non a livello che è morto, a livello di ospedale con mal di pancia forte e queste cose qua, quindi perciò è stato tolto dal commercio, quindi stava più tempo. Quindi il caso Marzu è un formaggio che è ricercatissimo, eh. Quindi vi posso assicurare, ragazzi, che quando ho fatto gli stand arrivavano dottori, avvocati, gente che conta, gente con i soldi, come dico io, e cercavano proprio questo caso Marzo a questo amico mio. Qua a Salerno io vedevo perché io li conosco, avvocati, professori del cuore, cardiologi famosi, sì, quello con i vermi, sì. Mi domandavano se ci stava questo formaggio, diciamo, casu marzu. Io li facevo andare sotto lì, però il mio amico non l'ha portato perché a Salerno, diciamo, l'ASL è molto rigida, quindi ha evitato di portarlo, quindi trovare, ma sempre come dico io, sotto banco, quindi se lo trovi sotto banco allora però costa una botta, ragazzi, qua si parla dagli 80 ai 100 euro a chilo. È come i famosi datteri quando tu vai a Salerno oppure a qualche altra parte e trovi i datteri o Napoli. I datteri, ragazzi, trovi pure, sono una specie di cannolicchie, quindi bivalvi, ma costano una cifra, non è che quelli te li regalano. Altro che le aragoste costano pochissimo rispetto ai datteri, pensa un po', le aragoste vive, parliamo. Sono una specie di cannolicchi, in effetti, capisci? Sono una specie, diciamo, è un mollusco tipo una vongola lungo. Pure mio padre quante volte me lo dice, portami un pezzo e poi un pezzo. Mio padre è fissato con sto formaggio, solo che, diciamo, i cannulicchi, sì, sì. E come già dice Marco, io non so come si dice in italiano, Marco, è un ma cannulicchi. Eh, non lo so, ragazzi, io mi esprimo nel mio italiano mio, come dico io. No, ma devo cercare, però. Cannolicchio, io che mi dice Wikipedia? No, sono cannolicchio, non è che ho detto male, oh. Solo che qua porta cannolicchi, porta animale, quindi è un molluscolo bivalve della famiglia Solinaria, quindi penso che ho detto. Noi diciamo, mi date mezzi di cannulicchi, non è che diciamo, così si chiamano, eh. Vedi, non è che sto parlando napoletano veramente, perché poi ci stanno le famose fasolate, non so se le conoscete, vabbè, grazie il Sapo, quindi è inutile che Grazia lo sa benissimamente che se il fasolare sono lo stesso dei molluschi delle vongole molto grosse, diciamo, che diciamo è tipo una vongola grande rossa.
Guarda, la rana non l'ho mai mangiata, ti giuro. Io ho paura della rana, guarda. Proprio ho paura perché tutti quanti dicono le lumache non le ho assaggiate, sono buonissime, me le ha fatte assaggiare un amico in Finlandia, che lì ci stavano dei lumaconi grossi che li ha fatti non so come, ma erano buoni ragazzi, tutti imburrati, non so che ci ha messo la verità, però erano buonissimi. Però la rana proprio l'ho vista, diciamo, degli amici miei che se la mangiano fritta, però sinceramente non l'ho mai assaggiata, non lo so. La rana fritta proprio, boh. E che è colpa mia che me la mangi? È una cosa vostra del nord. Qua non si usa la rana fritta, questa è una cosa tipica proprio del nord. Non so in quale regione, ma non è di qua. Sì, grazie. Il fasolato, cannolicchio, poi ci sono le famose telline. Quindi diciamo un misto di frutti di mare, ti fai un grande spaghetto. Allora sì, voglio. E vabbè, parlare di dolci da parlare per Avvocatella, che Avvocatella è la mamma dei dolci. Ogni volta che finisci di mangiare va a trovare un dolce. Sì, fa solare, stiamo là, in effetti. Sì, è italiano, ragazzi, non è fasolari. Quindi non sto dicendo i tartufi di mare pure, ragazzi, quelli là tutti rigati. Io in effetti sempre, diciamo, il 24 dicembre facciamo sempre. E speriamo, così vediamo un po' di neve pure qua. Ma io poco fa l'ho detto, guarda Giuseppe, però dobbiamo sempre vedere per finale, eh. Ogni volta che facciamo, stavolta la previsione è stata esatta, quella della pioggia, quindi è andata bene. Sì, sì, grazie. Io già le telline, vongole, veraci, io mi scassa il 24 è festa proprio. Poi il 24, io non sono un bevitore, ragazzi, però il 24 mi vado a comprare quel vino dolce, là, il lammiccato, come la chiamiamo noi qua, ma non lo so se pure al nord si dice lammiccato, che ne so. Quello diciamo fatto con le mele in effetti, quindi è molto dolce, pare un succo di frutta, solo che quello a un certo punto la testa proprio ti scoppia, quindi l'anno scorso ne avevamo bevute, ma ti dico io, secondo me solo io un paio di litri, secondo me stavo proprio perso proprio, secondo me si faceva il video. Sì, sì, ne facciamo i gamberoni arrostiti, diciamo, gamberoni col sudè, diciamo, col poco di pomodorino fresco, sai, i pomodorini quelli là che stanno appesi che sono secchi, come li chiamiamo noi, spunzino, quelli là che si mettono appesi nelle case. Quindi con quelli fai il sudè, lì è un'altra cosa. Sì, 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 il sangue di maiale nella cioccolata, sì, qua si usa. Usano mettere il sangue di maiale, fanno un sanguinaccio come lo chiamano qua. Quindi ci mettono i pinoli dentro e fanno le famose, diciamo, tipo castagnacci. E speriamo. Sì, sì. Sì, sì, qua diciamo che non è una settimana di passione per la chiesa, qua è una settimana di passione per la tavola, diciamo. Qui è tipo Teletón, ragazzi, sa quando inizia, non si sa quando finisce. Qua è proprio una gara a chi si scassa di più, diciamo, quindi chi dipende poi. Gli avogli si mangiano, Gabriele, e chi ci trova? Sì, dall'anno scorso l'ho aiutata, io ho fatto i gamberoni, ho fatto diciamo queste cose che si potevano già fare prima. Poi gli spaghetti si devono fare al momento, quindi queste cose qua, il sudè lo puoi fare prima, però ci sono cose che devi fare al momento, come la frittura va fatta al momento, ragazzi, non puoi fare la frittura un'ora prima, quindi lo devi fare la frittura, come dico sempre a mamma fa danno danno, cioè non mi interessa. Possiamo fare tutto, però la frittura come si dice, frien magnan. Cioè seduti e friggenti, perché sennò la pizzisca alla fine del mondo, tieni ragione.
Anche la facciamo, cioè noi per noi non è Natale, diciamo per la chiesa, è proprio non... E ci capite, Gabriele, ma chi si mangia, diciamo, scarafaggi e cose? E la volta buona che faccio la dieta. Solo così posso fare la dieta io. Se mi mettono su sta roba divento magro. Ma che ne sacci? Eh sì, grazie, come già riprendo mangiando, è normale, ma dice ma la frittura la facciamo prima, no? La frittura la fa tanto tanto, perché sennò diciamo si perde quella cosa. La frittura deve essere calda, non tiepida, perché sennò non ci sta spezia. Un baccalà fritto, un calamare fritto, non me lo puoi fare mezz'ora prima, è proprio bravo, a ditta a Mocatella, si ammosci tutte le cose, quindi va mangiato croccante. Quindi se tu mi fai il calamaro, no, me lo fai fritto, dopo 10 minuti, no, io se fate tutto un po' come dici. Oppure fai la treglia, grazie, fai la treglia fritta, che la fai prima e che ti mangi. Bene ragazzi, perlomeno ci sono alcune cose che vanno fatte, come dico io in napoletano, tan, cioè al momento. Poi se uno lo vuole fare prima però non ti mangi proprio come devi mangiare. Sì, secondo me perdi 50 kg. Solo così posso perdere 50 kg. Per forza. Dici che cosa ci sono oggi? Vermicelli, ma non vermicelli alla pasta, vermicelli proprio. Ma ti immagino una spiedina di blatte. Per uguale. Mi immagino già la scena. Cavallette fritte. Io ci vado a pescare con i vermi, ragazzi. Figurati se me li devo mangiare. Torta sake piena di formiche, bella con i vermi. Gabriele, tu allora senti, Gabriele, tu sei alto 1,90 e ci sta 120 kg. Diciamo stai bene. Che devo dire io che peso 100 kg e sono alto 1,70? Vedi, al finale tu sei 1,90, quindi è che mi devo uccidere allora io. Però non me ne importa proprio, quindi ultimamente, diciamo, come ho detto, sono ingrassato anche perché è più di un anno che sto fermo per il lavoro, quindi non vado girando, non vado facendo, anche perché poi per il lavoro poi si peggiora la situazione, non è che dimagrisco io peggioro poi, perché poi là si mangia di tutto. Però ci sono momenti. No, vabbè, guarda, la verità, io sono strano, come dico sempre io. Ci sono periodi che mi metto sugli 80 kg e sto bene perché sono doppio fisicamente e diciamo sto normale, quindi né secca né chiatta come dici. Poi ci stanno momenti che arrivo a 100 kg e sto bella ciotta ciotta, quindi faccio sto sale e scendi da una vita, quindi ci sono quasi abituato, diciamo. Quindi è inutile, a volte li perdo, a volte li metto, a volte faccio sempre quello, fa il finale. Arrivo a 80 kg, sono convinto, vabbè, sto normale, mo faccio. E poi risalgo a 100 kg un'altra volta, e poi scendo a 80, e poi sai, e facciamo sempre quello, facciamo. Perché anche, diciamo, essendo 1,70 per 80 kg, io sto normale, diciamo, perché sono doppio, diciamo, proprio di polso, proprio non è che sono magro io, quindi sto proprio, a parte, ti giuro che me- se vedi le mie gambe, io non ho due polpacci, io ho due bambini, come li chiamo io. Io certe volte quando andavo a fare bodybuilding mi guardavano tutti i polpacci, dicevano ma è possibile. Se quelli non si capacitavano perché erano così. Come ho sempre detto, io ho dei polpacci proprio da culturista, sai, quelli là che vanno a fare gare proprio.
ti immagini tutto il ginocchio davanti a scendere sotto pieno di vene e muscoli. E io ce l'ho così forse perché nella mia vita sono sempre stato all'impiedi e quindi, grazie, pure io c'è stato un tempo che pesavo 65 kg sempre, però avevo 25-26 anni, quindi mi giravo 65-70 kg, questo era il peso, quindi era normalissimo. Non dico magro magro. Sì, Gabriele, guarda, io c'ho dei polpacci che quando andavo a fare bodybuilding mi guardavano e dicevano ma come fai a avere questi polpacci? Ma guarda, in Sicilia al massimo come sta la situazione è nuvoloso con qualche leggera pioggia, invece in tutta Italia aveva dato allerta, diciamo, arancione e gialla. Io secondo me pure io ho detto Gabriele, forse ho il peso stesso, oppure il mio lavoro che mi fa stare sempre in piedi, quindi poi trasportare formaggi, prosciutti e tutto il resto, quindi ho le gambe proprio muscolose al massimo, ma pure le braccia ce l'ho muscolose. Il problema è la pancia, quindi diciamo che se togliere la pancia io starei a posto, quindi il problema è la pancia proprio a me. Però spalle e braccia io sto proprio perfetto, sono muscoloso, diciamo. Quindi è la pancia che mi inguaia, come dico io. Quando perdo 20 kg perdo la pancia, quindi al finale poi sopra sono tutto bello, come dico io, muscoloso. Ho certi avambracci che fanno da paura. Anche perché ho fatto pesi, quindi li faccio ancora tutt'oggi per tenere proprio le braccia allenate, però la pancia come l'alleno? Sì, in effetti sì, ma sono stati da ieri sera fino a mo', il tempo è stato proprio un casino qua. Stanotte ha fatto paura proprio perché papà è sceso alle 5. Guarda, io per un anno, Gabriele, ma 2 anni fa, però, sono andato a correre tutti i giorni, per 365 giorni. Ho fatto pure Natale, Capodanno, ma io sai come sono partito, Gabriele? 5 minuti al giorno. E ogni giorno ho aumentato di 1 minuto. Quindi se oggi corro 5 minuti, domani 6. Quindi i primi giorni era pure ridicolo andare a correre, però non a correre proprio a correre, diciamo, veloce, quindi diciamo a passo veloce, diciamo così. Sono arrivata, ragazzi, più o meno a correre per un'ora e mezza di continuo. Quindi io scendevo qua, arrivavo, facevo più o meno quando sono arrivato proprio al massimo 10 km al giorno. Però premetto che ho iniziato prima da 5 minuti, poi 6 minuti, 7 minuti, 8 minuti, fino ad arrivare, poi mi sono fermato a un certo punto e facevo sempre lo stesso, quindi ho fatto un'ora e mezza. E ho fatto questo, quindi mangiavo petto di pollo, riso, la domenica mangiavo normale, poca pasta, poco pane. Diciamo, mi facevo proprio. Sì, sì, diciamo che mi ha aiutato molto a correre, quindi. Ciao Letizia, quindi a finale ho perso una barca di chili, a finale ho perso 40 kg, quindi. Però ci è voluto un anno, ragazzi. Poi, come ha detto Michele, li ho riprese di nuovo, quindi è stata dura. No, no, ma io parlo di camminare velocemente, non di correre, Io facevo tipo maratona, in senso di correre a passo molto veloce. Facevo 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti, 8 minuti. Te l'ho detto, sono arrivato a un'ora e mezza e lì mi sono fermato perché sennò dovevo mettere sempre un minuto in più e dove arrivavo. Poi tornavo a casa, mi facevo la doccia e mangiavo il riso, il petto di pollo, poi dipendeva da che cosa mi toccava. Quindi quello che avevo mangiato, diciamo, andava via. E poi bravo, ci sta chi non ha tempo, adesso ad esempio chi lavora, chi fa, poi chi non tiene tempo, chi tiene figli, chi tiene. E cambia tutto ragazzi, quindi perciò a volte il tempo non ci sta manco di fare questo. Avvocato sono stanco. Sì, è la volontà, grazie, sì, sì, come dico io, se non ci sta la volontà,
non fai nulla. Quindi, come dico io sempre, deve scattare nel cervello. La dieta, se non scatta dentro di te, nella testa, come dice, dice con gli scambi, mica si fesse, Massimo. Comunque è una molla, come dico io, è una molla che deve scattare nel cervello. Se non scatta quella famosa molla, come la chiamo io, è inutile. Allora, mo vi dico io, i primi giorni sono quelli là più brutti, i primi 7 giorni. Se tu dopo 7 giorni sei riuscito a passare questa prova, allora la dieta la continui. Ma questi 7 giorni è più o meno è come essere tentati dal diavolo per 7 giorni continui. Quindi vedi mangiare dappertutto. Quindi se riesci a passare questa famosa, io la chiamo famosa crociera, questi 7 giorni, se in questi 7 giorni ti limiti a mangiare pochissima pasta, pochissimo pane, secondo verdure quanto basta, e non riesci a sgarrare come dico io, allora è fatta. Però ragazzi, questi 7 giorni pare che come se fossero tipo un anno. Quindi la notte non riesci, te lo dico io perché ci ho vissuto, la notte non riesci a dormire. C'hai fame. E dici, ma vado in cucina e mangi, dici no, sto facendo la dieta. Poi stai nervoso perché non mangiare, ragazzi, ti porta a stare nervoso. Quindi lo so perché è così, ragazzi. Quindi è facile dirlo a parole, a chiacchiere, come dico io, però un conto quando lo devi fare davvero. Quindi la dieta, tutti quanti, sembra facile. Sì, ma ultimamente molti amici miei di qua stanno facendo tutti quanti bypass gastrico, quindi non si sono arresi, hanno fatto questo bypass gastrico e hanno perso una barca di chili, ragazzi. E vi posso assicurare che poi la pancia è rimasta appesa, quindi dopo si devono fare quella cosa, come si chiama? La liposuzione, cioè togliere quel grasso in eccesso, la pelle che è rimasta appesa, diciamo così, bello chiaro chiaro, perché se no non trovo le parole adatte. E qui ci sta un centro qui a Battipaglia, ragazzi, che fa questo intervento, il bypass gastrico, quindi in effetti ti fa un bypass a livello intestinale, che il cibo passa direttamente diciamo, nell'intestino, una cosa così, e quindi non assorbi, diciamo, quello che mangi e quindi ti dimagrisci. Costa 500 euro perché se l'ha fatto un mio amico, ma ultimamente, però lo fanno solo veramente a chi ha veramente problemi, cioè con tutto chi ha pagamento, no? Devi essere proprio, capì? Devi fare una visita e quelli valutano se è necessario oppure no. Perché ad esempio se sei capace di perdere chili non te lo fanno. Perché ti domandano ma tu hai perso chili, hai provato a fare la dieta, ci sei riuscito, non ci sei riuscito, quindi loro poi lo vedono, quindi fanno analisi. Non è che vai lì, dai 500 euro e te lo fanno, no, no. Poi deve avere certe patologie, che ne so, tipo diabete, colesterolo, e allora forse te lo fanno, quindi ci vuole pure, a parte i soldini, che poi non sono tanti, poi in effetti sono 50 euro, e viene fatto come si dice la parascopia, cioè ti fanno 5 buchi sulla pancia, perché il mio amico me l'ha fatto vedere, in effetti sono 5 buchi sulla pancia, e già ora è dimagrito già 15 kg. Ragazzi, ma comunque a di là dei soldi, la dieta è un fatto di cervello, quindi se il cervello non sta a posto, come dico io sempre, difficilmente la farai, quindi è una cosa che deve essere costante, quello è il problema. Quindi è un regime alimentare che tu devi portare avanti per 4, 5, un anno. Eh, cioè non è una cosa che 2 giorni è buona, no, no, 2 giorni non fa proprio nulla. C'è chi mangia solo carne, c'è chi mangia solo verdure per fare la dieta, però non va bene perché in effetti si dovrebbe mangiare un po' e tutto, quindi carboidrati, zuccheri, tutto, quindi diciamo. Solo che noi il problema è che tendiamo sempre a esagerare su tutto, quindi e non è che facciamo 80 grammi di pasta, noi facciamo 160 grammi di pasta al massimo. Quindi diciamo, noi non è che mangiamo una fetta di carne di 100 grammi, noi ne mangiamo una da 300.
Il problema è quello, che noi mangiamo 2 volte minimo a quello che dobbiamo mangiare. E quindi le calorie dalle oggi, dalle rimane. E poi dice, ma oggi mi sono 20 kg, è normale. Vabbè ragazzi, dai, vi lascio, quindi la settimana prossima dicono che arriva la neve. Appunto. Non lo so, la verità, mi pare un po', faccio un po' di carne arrostita, una 2 fettine di carne con un po' di pane e insalate, quindi vedi, già 2 fettine, stiamo su, sono normali, penso a 250 grammi. Calcola un topino vicino con l'insalata, già già è troppo rispetto a quello che dovremmo mangiare. No, vabbè, non è che io mangio proprio esagerato, avvocatello, ripeto, non mangio proprio a scassare come di lo faccio nei giorni di festa, questo sì, ma poi nei giorni normali un cotechino con la cotoletta, ti mantiene, diciamo, eh. No, no, ti mantiene leggero, diciamo, dai. Lo so, lo so. In effetti io perciò ti ho detto stasera mi mangio 2 fettine di carne con l'insalata verde. Però il problema è che io ci metto il pane vicino poi, capì? Il problema non sono le 2 fettine di carne, il problema è l'insalata, il problema è il pane. Quindi se fate a meno del pane allora è come dici tu. Però può darsi pure che stasera mangio senza pane e mi viene l'idea. Poi un'altra cosa che ho notato, ragazzi, che cosa volete da me? Io ho su questa fissazione, la dieta si incomincia di sabato. Molti di voi mi diranno, no, poi si incomincia di lunedì. No, hai sbagliato. Io quando incomincio la dieta, ragazzi, parto il sabato. Sai perché? Perché ci sto il sabato e la domenica per il mezzo. Dopo non devo dire, vabbè, sabato e domenica allora posso mangiare, allora parto direttamente da sabato io. Perché dice, vabbè, poi la faccio lunedì e poi lunedì puntualmente non si fa. Però poi bisogna resistere questi famosi 7 giorni, come ho detto io, e cercare in questi 7 giorni di non sgarrare in nessuna maniera. Quindi fortunatamente, meno male che a me i dolci non mi piacciono tanto e quindi diciamo sono più per il salato. Secondo me se mi piacevano pure i dolci stavo messo proprio male, ragazzi. Quindi già è buono che non sono uno che va presso, sa, torte, quello che reti, sapevo. Guarda, era una risposta scontata la tua. Già lo sapevo, dicevo. A rogo. Hai visto il trailer del canale Avvocato? Ci stai pure tu, ci stai, hai visto? Ho fatto il trailer del canale, ci sta pure la strega. Stai pure tu là, hai visto? Ho fatto il trailer del canale perché YouTube mi ha detto metti un bel trailer, fai un trailer, ho detto vabbè, devo far mettere gli argomenti che io tratto, allora ho detto che devo mettere, allora ho messo il fulmine, ho messo la strega, ho messo il mondo, ho messo il giornale, che sarebbero le news, ho detto ah, loco, sta pure avvocatello qua, quindi vedi, ti ho messo pure sul trailer, sei famoso avvocatello. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo dopo, tanto è ancora un presto, si sette. Ci sentiamo dopo, dai, vediamo di trovare qualche mistero così la chiudiamo sempre sul paranormale la sera. Ciao a tutti ragazzi.